Io domando scusa per questo ritardo e per il fatto che dovrò andare via subito perché su delega del sindaco di Sassari devo celebrare un matrimonio nella città di Sassari perché si tratta di mio cugino e quindi ho voluto partecipare in questo momento. Però non potevo esimermi assolutamente dal rendere omaggio a una persona che ho l'onore di annoverare tra i miei maestri, perché io ho iniziato la politica ragazzino e con lui ricordo diverse trasferte nella quella che fu la provincia di Nuoro. Ricordo una giornata bellissima a Ierci dove lui era molto amato, molto stimato, ricordo una giornata a Lodè, quindi grandi, e allora le strade erano ancora forse meno belle di oggi ed erano però quei viaggi delle lezioni per me indimenticabili, perché stare con Nino Cadus per un paio d'ore nelle quali lui parlava liberamente guardando la campagna, guardando i paesi e raccontava tutto quello che lui aveva fatto per queste campagne, per questi paesi, ricordava come la politica avesse quelle campagne, quei paesi, quelle popolazioni trasformate e guidate verso un nuovo sviluppo e immaginava ancora questo sviluppo ulteriore, faceva crescere, nascere anche in noi il desiderio di poter essere utile alla nostra comunità, ci insegnava il senso vero del servizio nella politica. Poi è stato accennato soltanto, però noi che l'abbiamo conosciuto ricordiamo molto bene la sua profonda competenza teologica e il suo grandissimo afflato spirituale. Questo trasudava veramente da ogni parola e da ogni gesto ed era anche quello un insegnamento nel non concepire la politica soltanto come la conoscenza tecnica che pure lui aveva in massimo grado, infatti dell'economia, appunto della politica, ma anche come luogo ed esercizio dello spirito, come momento in cui l'anima si esprime e il cuore si dona in un'attività nobilissima e pericolosissima dalla quale lui comunque è uscito incorrotto, integerrimo e limpida figura e testimonianza anche per il futuro.